Uno scatto d'orgoglio per sollecitare chi ha il dovere di intervenire senza perdere altro tempo. Da qui lo scatto d'orgoglio auspicato da Don Baldo Reina, rettore del seminario arcivescovile di Agrigento, il quale si rivolge ai politici, uomini e donne delle istituzioni e professionisti, per rivendicare le cose che riguardano il bene comune, come la cattedrale. Don Baldo tuona forte e lo fa alla vigilia dell'anniversario della dedicazione della cattedrale di San Gerlando. Questa triste fine della cattedrale, sostiene, non ci sta bene, siamo pronti a protestare perché qualcosa si muova. Non vogliamo farci imbavagliare da nessuno, aggiunge il sacerdote, non vogliamo mettere a tacere insieme alla speranza anche i sogni e gli ideali. Chi ha costruito la cattedrale l'ha pensata bella, solenne, in alto, quasi come una vedetta o una sentinella. Non avrebbe mai immaginato questo triste esito. Se continuiamo a tacere, continua Don Baldo Reina, se non ci pigliamo la briga di stuzzicare chi ha le mani in pasta, non vedremo mai nulla di buono. Ci diranno che la colpa è degli altri, che loro ci stanno provando perché in genere i pochi che prendono la parola coniugano i verbi al futuro e al gerundio. Peccato che dimenticano il presente. La cattedrale di Agrigento, occorre ricordarlo, è chiusa dal febbraio del 2011 e molte sono state le iniziative per tenere desta l'attenzione, tra cui quella del settimanale L'Amico del Popolo di scandire il tempo. In un momento di grandi incertezze e di grave crisi, aggiunge il rettore del seminario di Agrigento, la chiusura della cattedrale non è un bel segnale, è come se questa città avesse deciso di continuare a vivere un'eterna frammentazione e una pericolosa crisi di identità. Non è solo un problema ecclesiale, è un gravissimo problema civile di cui non si è ancora preso coscienza. Serve uno scatto d'orgoglio, ribadisce Reina, per dimostrare che la nostra non è la città capace solo di accapigliarsi per stabilire se bisogna salire o meno sulla statua di San Calogero o lamentarsi per il piano traffico e poi fare silenzio sulle questioni fondamentali, dimenticando che il silenzio uccide. Non so se anche in questo, conclude Don Baldo Reina, c'entra l'essere nati nella terra di Pirandello.